Bene, buonasera, benvenuti. Io sono la dottoressa Erika Vitantonio, psicologa e psicoterapeuta in formazione e per ENAIP da alcuni anni mi occupo di orientamento. Insieme a me la dottoressa Susanna Del Favero, psicologa e psicoterapeuta in formazione, si occupa di orientamento e la dottoressa Giovanna Puccio, psicologa e dottoranda, si occupa principalmente di disturbi dell'apprendimento. Il nostro webinar Orientamento e Resilienza, reinventarsi per il proprio benessere, vuole offrire come obiettivo degli spunti, degli input realistici e con questo anche positivi rispetto ai cambiamenti inaspettati che tutti noi incontriamo nel corso della nostra vita. Non mi dilungherò su una definizione approfondita di orientamento e condividendo con voi solo che esso rappresenta un insieme di pratiche educative e di rinforzo che accompagnano le persone lungo l'arco della vita. E siamo abituati a parlare di orientamento sicuramente nell'area della formazione e dell'istruzione, ma esso si sviluppa anche con azioni mirate nel corso della vita adulta attraverso attività di inserimento lavorativo, ricollocamento e formazione per adulti, ma anche oggi attraverso delle attività di accompagnamento alla conclusione del percorso lavorativo, quindi al pensionamento. E vogliamo invece soffermarci su quelle che sono le aree di intervento dell'orientamento di cui parleremo oggi. E sicuramente riconosciamo nell'orientamento la necessità di offrire sostegno a che la persona costruisca una conoscenza di sé consapevole e integrata rispetto alla propria storia, alla propria cultura, i valori, gli interessi e anche le sue possibilità, le potenzialità e gli obiettivi futuri. E questo è quello che si fa principalmente nel corso attraverso le azioni orientative che seguono il passaggio tra scuole. E un'altra area di interesse dell'orientamento è aiutare la persona ad apprendere a fare delle scelte coerenti con il piano della realtà e con la propria conoscenza di sé e del contesto. Di questo parlerà più avanti la dottoressa Puccio. E un'altra area di interesse è la possibilità di sostenere la persona che riconosca e utilizzi in modo efficiente ed efficace i propri punti di forza in rapporto al contesto, quindi riconoscere e adattare ciò che sa fare bene e anche con semplicità e saperlo utilizzare in quello che è il contesto di vita. Di questo parlerà più avanti la dottoressa Del Favero. Io invece inizierò parlando dell'ultima area di interesse che riguarda invece i momenti difficili e quindi la necessità che le persone mettano in campo delle risorse per operare nuove scelte, quindi fare delle azioni di ridecisione rispetto alla propria vita, reimmettersi nel sistema dell'apprendimento o anche riadattarsi o decidere anche di cambiare attività nel contesto della vita. Ora, ovviamente, quando stiamo parlando di situazioni difficili nel contesto di vita che cambia, noi ci stiamo riferendo al settore della formazione e al settore del lavoro. Quindi è su questo che vogliamo concentrarci. È anche vero però che l'individuo si è evoluto e cresce a tutt'oggi in un contesto, in un pianeta che è abituato ad avere dei cambiamenti ciclici, quindi è impossibile concepire la vita dell'individuo che anche si evolve attraverso stadi e momenti ciclici senza l'idea di cambiamento e di momenti difficili. Detto questo, però, è anche vero che ci sono situazioni che mettono alla prova la persona dal punto di vista della propria identità e della propria percezione di benessere biopsicosociale. E quindi quando noi parliamo di situazioni difficili, di contesto che cambia, ad esempio possiamo pensare a quei momenti della formazione in cui le persone, i ragazzi si trovano a fare scelte di cambio di scuola, per esempio il passaggio dalla secondaria di primo grado alle scuole superiori, ma anche al riorientamento alle scuole superiori, oppure possiamo pensare a quella che è la mobilità all'interno del contesto lavorativo o a cambiamenti che riguardano l'assetto dell'azienda in cui si lavora. E cosa facciamo quando ci troviamo ad affrontare questi momenti? La premessa è che ci sono delle strategie, delle competenze che noi acquisiamo di natura
a prescindere da azioni mirate. Tuttavia, quanto più noi mettiamo consapevolezza su queste strategie, su queste azioni, tanto più saremo in grado di utilizzarle con un pensiero efficiente ed efficace quando è necessario richiamarle queste competenze. E mi riferisco per esempio alla nostra capacità di utilizzare problem solving, quindi attingere alle risorse personali per affrontare la situazione che ci si trova a dover gestire. E c'è poi quella capacità di avere consapevolezza rispetto ai propri punti di forza, ai propri limiti, così che essi diventino in qualche modo parte integrante anche di come noi ci rapportiamo al mondo e possano essere sfruttati principalmente i punti di forza in modo efficace e smussati i limiti sia attraverso attività di apprendimento ma anche selezionando dei contesti in cui essi non sono fondamentali per la riuscita dei nostri compiti. Un'altra competenza che sviluppiamo per affrontare momenti difficili è la capacità di analizzare il problema da un punto di vista estrinseco, ovvero come esso si presenta oggettivamente, quindi qual è la situazione e soprattutto ancora di più rispetto a come questo problema impatta su di noi, quindi qual è la percezione che noi abbiamo. E su questo mi dilungo brevemente. Parlando di una teoria che mi sta molto a cuore, che è la teoria ecologica di Bronfenbrenner, che dice che l'individuo è un nucleo a sé e circondato da una membrana permeabile attraverso cui entra in relazione con altri contesti di vita, altri nuclei, come per esempio la famiglia, le relazioni, il lavoro, la scuola e poi oltre questo ci sono contesti ancora più vasti con cui comunque entra in contatto in modo diretto e indiretto, come la cultura di riferimento per un adolescente, il lavoro dei genitori, stravolgimenti politici, per poi andare ancora più lontano come per esempio la situazione mondiale. Pensiamo solo alla pandemia, ci ha riguardati o meno direttamente, ha comunque impattato sulla nostra realtà. Quindi ogni contesto ha un potere agentico rispetto a come noi gestiamo il problema e la nostra identità. E, in questo senso è importante apprendere ad analizzare la situazione in questo modo, in una maniera molteplice. Inoltre un altro aspetto importante che sia con l'orientamento ma anche con l'esposizione ai problemi della vita apprendiamo è la capacità di suddividere i problemi il problema negli aspetti affrontabili e in quelli che rappresentano qualcosa di differenziato da noi e di difficile malleabilità. Questo ha un po' a che fare nella psicologia dello sviluppo e soprattutto rispetto all'accettazione della parte del problema che non può essere cambiato con il concetto di gestione della frustrazione, che è proprio un compito di apprendimento, ovvero imparare a stare anche in quei contesti che non rispecchiano perfettamente le nostre ambizioni e i nostri desideri o non rispondono in modo interattivo alle nostre richieste, eppure non possiamo sottrarci a questo. E infine ci costruiamo un piano d'azione per affrontare i problemi. E queste competenze di cui vi ho parlato ci danno una prima definizione del concetto di resilienza e non a caso dico una prima definizione perché la resilienza è un costrutto davvero abusato e soprattutto oggi nella nostra società e spesso viene confuso con la semplice capacità delle persone di resistere nei momenti difficili. In verità la resilienza ha più a che fare con quella capacità di mantenere una propria identità all'interno di un contesto che fa pressione, che quindi crea difficoltà. E mantenere la propria identità significa certamente imparare a resistere, ma significa anche quando la pressione è così forte da impedirci di continuare ad esistere con un livello ottimale di benessere o comunque positivo di benessere, anche la capacità di spostarsi, di cercare un nuovo contesto. Quindi è una competenza molto più vasta, ma soprattutto non è una qualità, piuttosto è uno stile di pensiero, un insieme di competenze, di capacità che le persone possono utilizzare in alcuni momenti della loro vita, ma non è detto che accompagnino ogni momento critico dell'esistenza di ognuno di noi.
Quando parlo di stile di pensiero mi riferisco, oltre alle competenze di cui ho parlato poco fa, sinteticamente, quindi alla capacità di analizzare il contesto, comprendere la situazione, fare delle azioni di risoluzione, percepire in modo realistico la propria autoefficacia, quindi avere un'idea positiva ma ottimistica di quanto siamo in grado di portare a termine un compito difficile per noi, e ha anche a che fare con la capacità di essere ottimisti rispetto alle nostre capacità, guardando all'errore in modo strumentale. Su questo voglio dilungarmi anche se brevemente, perché non vorrei banalizzare l'errore in modo strumentale. Allora, noi evolviamo come esseri umani attraverso l'errore e banalmente posso dire questo: i bambini imparano a camminare principalmente cadendo e apprendendo a gestire il proprio baricentro corporeo, e davanti a una situazione del genere nessuno di noi direbbe al bambino che è troppo stupido per imparare a camminare o che sarà fallimentare nella sua vita perché non ha imparato a camminare nei tempi giusti. Eppure, man mano che cresciamo e ci inseriamo prima nel contesto scolastico, che resta un contesto valutativo e prestazionale, anche se con aspetti positivi, e poi dopo con il contesto lavorativo, e sempre più l'errore va a determinare la nostra capacità di essere in qualche modo vincenti o perdenti, quindi va ad identificarci, a costruire una parte della nostra identità. Questo può essere vero in alcune circostanze, principalmente per ciò che riguarda gli errori recidivi, ma nei compiti di apprendimento o nelle situazioni problematiche spesso è proprio l'errore che porta a quello che viene definito l'insight, l'illuminazione, quindi una nuova soluzione. Inoltre nella resilienza c'è anche la capacità di rendersi in grado di affrontare gli imprevisti, facendo peso sulle proprie capacità e riorganizzando la propria vita anche in modo positivo prima di fare dei cambiamenti drastici, rendersi poi consapevole, rimanere fedeli ai propri principi e ai propri valori, quindi avere un nucleo identitario separato che non ha a che fare col proprio ruolo lavorativo o sociale o con la prestazione, ma ha a che fare appunto con quello che noi crediamo di noi stessi. E infine imparare, cosa difficilissima, a chiedere aiuto in modo strategico quando non siamo in grado di affrontare una situazione problematica da soli. Faccio ad esempio riferimento a quei contesti in cui si vorrebbe tanto rimettersi nel mondo del lavoro, eppure si fa fatica ad esempio a rivolgersi a un mental coach piuttosto che a un orientatore, o piuttosto che a un nuovo corso di formazione, perché spesso anche la richiesta di aiuto coincide con una valutazione positiva o negativa di noi stessi. A questo punto potremmo già iniziare a definire quali sono i contesti in cui la resilienza può fallire. Prima di questo mi preme fare un accenno a che cosa significa trovarci davanti a una persona che non è in grado di operare un pensiero resiliente, uno stile di pensiero resiliente. E, ovviamente ci saranno degli accenni che riguardano tutti gli aspetti della persona, quindi l'aspetto cognitivo, quindi come pensa, troveremo sicuramente un pensiero pessimistico, con una forte attribuzione di responsabilità sia interna che esterna, che va verso il senso di colpa, quindi persone che si vedono fallimentari e vedono anche la prospettiva di vita come fallimentare o negativistica. A livello comportamentale avremo di sicuro delle azioni, delle tendenze a evitare il problema o comunque a scansarlo o a terrorizzarci davanti alla problematica, quindi a non affrontarla e a comportarci in maniera più rigida rispetto a quello che facciamo di solito, accusando più stanchezza nei nostri contesti di vita. A livello emotivo esperiremo sicuramente degli stati emotivi complessi e in qualche modo negativi. Parlo appunto del senso di colpa esteso, parlo della vergogna, parlo di esplosioni di rabbia, ovviamente estremizzando.
Però ecco, di sicuro quello che viene a mancare in una persona che non è in grado in quel momento di agire un pensiero resiliente è la possibilità di vedere delle alternative, in questo senso pensiero flessibile. Quali sono quindi i contesti in cui la resilienza può fallire principalmente? Beh, prima di tutto quando il compito che ci troviamo ad affrontare è estremamente superiore alla nostra possibilità. Questo concetto mi è più semplice da spiegare se faccio riferimento alla psicologia dello sviluppo. Allora, l'individuo apprende sottoponendosi a delle situazioni problematiche di un gradino superiore rispetto a quello che è il suo stadio di sviluppo, quindi quello che sa fare. E questo lo diceva Vygotsky, non lo dico io, ma è una tendenza che ci accompagna nel corso della vita. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui io voglio apprendere un nuovo compito e affronto con serenità e imparo da un compito leggermente superiore a quello che io so già fare, o posso attingere a quello che viene chiamato il ruolo dello scaffolding, ovvero di un adulto più competente o di un pari, quindi una persona più o meno della mia età, che ha sviluppato competenze superiori o diverse alla mia, con cui mi aiuta ad imparare a risolvere il problema. Nel momento in cui la persona si trova da sola ad affrontare invece un compito molto complesso rispetto alla sua capacità o alla sua storia, sicuramente inizierà a percepire maggior possibilità di successo rispetto alla risoluzione del problema e vivrà un senso di frustrazione e di sopraffazione. Un'altra possibilità nel fallire della resilienza è quando il focus, quindi la nostra attenzione, passa dalla necessità di superare la difficoltà per ripristinare un equilibrio, una situazione di benessere estesa nella nostra vita, all'evitare il fallimento. Quindi passiamo da un livello esistenziale a un livello prestazionale in cui attraverso la prestazione noi giudichiamo noi stessi e il nostro possibile fallimento o successo. Anche in questo caso sarà più semplice attribuirci pensieri negativi e anche aggettivi negativi, soprattutto quando non vediamo una veloce risoluzione del problema. Un'altra situazione che può portare al fallimento dello stile di pensiero resiliente è poi un momento della vita in cui numerosi contesti per un notevole arco temporale ci impongono dei cambiamenti, quindi rappresentano eventi stressogeni. E d'altra parte, per quanto l'individuo sia multitasking, per quanto la nostra mente sia estremamente creativa e molti eventi stressanti ci impediscono di focalizzare la nostra attenzione in modo mirato e strutturato. E quindi a questo punto possiamo parlare di come sostenere, che è quello che poi si fa anche con le azioni orientative, e come sostenere l'apprendimento di uno stile di pensiero resiliente. Sicuramente il modellamento, dove per modellamento intendo parlare dell'esposizione a dei modelli di vita, quindi a delle altre persone positive, quindi che ci permettono di vedere che i problemi possono essere affrontati e mantenendo un integro livello di identità, un nucleo centrale, che non vuol dire non scappare dalla situazione problematica, ma vuol dire motivare le proprie scelte in un modo positivo per noi stessi. Questo, l'esposizione resta sin dall'infanzia uno dei primi veicoli di apprendimento per le persone. Un'altra modalità è quello di permettere alle persone di allenarsi nella consapevolezza di sé, quindi guardarsi tenendo conto di come gli eventi impattano su di noi e di come noi siamo agenti, quindi abbiamo potere sulle cose, e questo ha a che fare in qualche modo con una delle competenze legate al pensiero resiliente di cui ancora non ho parlato, che è l'aspetto della metacognizione, quindi imparare a guardare i processi, il come le cose si strutturano e il come noi possiamo agire al loro interno. La metacognizione è una competenza che apprendiamo in modo in parte naturalistico, in parte mirato, ma che di sicuro ci aiuta ad acquisire potere e controllo rispetto alle situazioni che stiamo gestendo.
Un'altra modalità è permettere alle persone di esporsi, questo sicuramente nell'infanzia, ma anche nell'età adulta, a situazioni che richiedono un'azione di autonomia graduale per fronteggiare i momenti difficili. Quindi proprio lavorare nella zona di sviluppo prossimale di Vygotsky di cui parlavo prima, quindi problemi di un gradino superiore al livello della persona. E, infine, l'allenamento a guardare agli errori in maniera strumentale, imparando a gestire la critica verso se stessi come una tendenza a chiedersi in che modo quel fallimento può esserci di aiuto. Bene, io con questo ho concluso e passo la parola alla dottoressa Del Favero. Grazie mille. Quindi, un attimo che vediamo le slide. Grazie. Quindi se la dottoressa Vitantonio ha evidenziato la complessità e l'utilità di allenare alla resilienza, il mio compito sarà quello di capire come altri costrutti che vedremo a breve, come la consapevolezza di sé, la speranza e l'ottimismo, diventano fondamentali per poter individuarli e allenarli per l'orientamento in ottica di benessere personale, quindi l'orientamento che assume un ruolo preventivo ed educativo della persona. Se possiamo riassumere quindi la resilienza come una determinata qualità di risorse personali e relazionali che sono create a prescindere anche dalle situazioni difficili, possiamo capire perché diventano importanti all'interno di un contesto come quello attuale. La nostra realtà è definita la realtà della conoscenza e c'è all'interno di questa un continuo processo scientifico e tecnologico di avanzamento. E in questo tipo di contesto sicuramente è caratterizzato da un alto livello di complessità, di incertezza verso il futuro e di incapacità di prevedere questo futuro sia nelle sue professioni che nei suoi possibili cambiamenti. Diventa quindi importante allenare i giovani, ma anche gli adulti, a un atteggiamento resiliente orientato alla gestione dell'incertezza e ai frequenti cambiamenti. Questo perché? Non tanto per fuggire o cambiare o modificare le situazioni che possono essere negative, quanto invece per poter acquisire nuove competenze. Quindi, per esempio, la possibilità di modificare il proprio lavoro, di cambiarlo, nell'ottica di acquisire nuove competenze e non di fuggire da situazioni più complicate. Vedremo poi nella prossima slide che in questo tipo di contesto quindi diventa importante riuscire a assimilare e accomodare in ottica psicologica quindi tutte le nostre competenze per poter favorire nella persona una capacità di muoversi nel presente, consapevole di quali sono le proprie caratteristiche e fare scelte funzionali per il proprio benessere e il proprio progetto di vita. Come possiamo farlo? Possiamo farlo sviluppando alcuni costrutti quali quello dell'ottimismo che vediamo adesso nella prossima slide, della consapevolezza di sé, della padronanza ambientale e della speranza. Questi costrutti diventano particolarmente importanti nell'arco di tutta la vita. Prima è possibile allenarli, prima la persona si troverà consapevole e preparata alle transizioni che abbiamo visto prima, ma anche ad affrontare in modo funzionale qualsiasi momento della propria vita. Rispetto alla consapevolezza di sé siamo soliti dire che è come se la persona riconoscesse la propria valigetta degli strumenti, quindi le competenze che ha in mano e come usare queste competenze per potersi relazionare con il mondo esterno. La padronanza ambientale invece diventa importante proprio per quello che ci siamo detti di un contesto mutevole e difficile a volte da decifrare. Per questo motivo conoscere le caratteristiche, ma anche
gli aspetti informativi, come per esempio i trend, piuttosto che le possibilità di cambiamento del nostro ambiente, del nostro piccolo contesto, ci permettono di muoverci più agevolmente. Invece, per quel che riguarda l'ottimismo e la speranza, che saranno il focus di questi miei minuti di intervento, ci concentriamo su un'ottica della psicologia positiva, quindi non ottimismo e speranza visti con i termini quotidiani di quasi inconsapevolezza del futuro e una cieca speranza della realtà, quanto piuttosto come ottimismo, come nell'accezione di forma mentis orientata alla sfida, e speranza come spinta motivazionale basata sulle proprie capacità. Perché lo facciamo? L'abbiamo già detto, ma compito fondamentale dell'orientamento già con i libri bianchi era quello di supportare gli individui per poter sviluppare il proprio benessere e la propria salute psicosociale e poter quindi, per esempio, ridurre le fonti di disagio sia sociale che psicologico. Per farlo quindi dobbiamo lavorare su questi costrutti in un'ottica di psicologia del benessere, un'ottica che prevede un lavoro fin dalla tenera età, quindi cercando il più possibile di allenare i giovani fin dalla scuola dell'infanzia per portare avanti nell'arco di tutta la vita, quindi in un'ottica permanente, queste competenze di cambiamento. Dove possiamo farlo quindi? Possiamo farlo all'interno dell'ambiente scolastico, sia all'interno del mondo del lavoro. L'ambiente scolastico è fondamentale perché sappiamo che è il luogo nel quale il bambino o il ragazzo vive molte delle proprie esperienze e soprattutto all'interno di questo ambiente tende a creare l'idea su di sé, sugli altri e sulle proprie relazioni. Infatti sviluppa le idee create all'interno del sistema familiare, come diceva già la dottoressa Vitantonio, e le sperimenta in un contesto diverso, in un contesto meno protetto rispetto a quello della famiglia, per poter appunto accomodare, modificare le proprie abilità in base a quello che il contesto gli risponde. L'altro ambiente importante è quello del lavoro. Il lavoro, come sappiamo e come afferma Bandura nel 96, è un ambiente nel quale la persona crea la propria identità e il proprio senso del valore personale. Per questo motivo diventa importante lavorare sulle proprie competenze e sull'ottimismo anche in questi tipi di ambienti che possono diventare fondamentali palestre di allenamento per le nostre competenze. Vediamo ora, proprio nello specifico, la consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé, come abbiamo già anticipato, non è una visione cieca solo dei nostri punti di forza, ma anzi vuole concentrarsi a tutto tondo sulla persona, sui nostri punti forti, sui nostri punti deboli, perché siamo fatti di entrambi ed è importante riconoscerli per poter trovare strategie funzionali per rispondere alle sfide. Se io riconosco di avere un punto debole, questo potrà non diventare una debolezza nel momento in cui mi si presenta, perché avrò creato, avrò ideato delle strategie alternative per rispondere in modo funzionale a quello che il contesto mi offre. Inoltre la consapevolezza di sé, e in particolare quello che vediamo con la teoria dei 3 sé, ci propone di comprendere chi siamo oggi e chi vogliamo diventare nel nostro domani. Quindi diventa uno strumento che qualsiasi operatore di orientamento può utilizzare nell'arco di tutta la vita per ragionare con le persone su quello che siamo oggi, sul nostro presente e sul nostro futuro. La teoria dei 3 sé evidenzia appunto 3 tipi di persone che possiamo essere o diventare. Quindi vediamo il sé sperato, che è la visione più desiderata del sé nel futuro, il sé atteso, ciò che si prevede di diventare nel nostro futuro, e il sé temuto, ciò che sappiamo non vogliamo
diventare oppure vogliamo evitare di essere. Questo diventa molto importante nei momenti di transizione, ma comunque nell'arco di tutta la vita può essere osservato e elaborato. In particolare, in questo momento stiamo vedendo i ragazzi delle secondarie di primo grado che si muovono nel momento della scelta della scuola secondaria e è chiaro come durante i colloqui loro riportino proprio l'esperienza di questi tre sé. Spesso alcuni hanno più chiara l'idea di ciò che non vogliono diventare piuttosto di ciò che vogliono diventare. Quello che emerge essere un pochino più difficoltoso è il sé atteso, cioè l'unione del mio sé ideale, di quello che vorrei diventare e le competenze che ritengo di avere. Quindi sarebbe importante lavorare con i ragazzi proprio nell'identificare cosa vorresti essere e non possiamo farlo durante la classe terza, ma è importante allenarli prima a comprendere cosa vorrebbero diventare, verso cosa tendono e quali sono la loro autovalutazione rispetto alle loro competenze. Cosa penso di avere in questo momento e cosa penso che potrò approfondire, potrò allenare. Per questo motivo diventa fondamentale lavorare con i ragazzi proprio in quest'ottica veramente fin dalla tenera età. Prima li alleniamo a riconoscere quello che hanno nella famosa valigetta, prima sapranno utilizzare questi strumenti nei momenti in particolare di transizione. Altra competenza e costrutto importante per quello che è l'orientamento è la speranza. La speranza può essere definita come uno stato motivazionale positivo. Col termine positivo ci tengo a sottolineare che non intendiamo quindi questa visione cieca verso il futuro, ma è proprio nell'ottica di psicologia positiva, una psicologia che si concentra sullo stato di benessere e meno sul disagio, prendendo le caratteristiche, i punti forti della persona per portarle avanti e allenarli. Quindi la speranza si fonda su tre componenti principali: gli obiettivi da raggiungere, le strategie per il raggiungimento degli obiettivi e la motivazione a raggiungerli. La speranza quindi ci aiuta a muoverci nel nostro contesto sapendo quali sono le nostre caratteristiche e verso cosa possiamo tendere. Un atteggiamento speranzoso ci permette quindi di avere un maggiore rinforzo dalle situazioni e quindi un maggiore senso di autoefficacia. Più io mi sentirò autoefficace nel mio contesto, più mi permetterò di sperimentarmi, di attivare pratiche nuove che mi permetteranno di muovermi diversamente. Infatti, la speranza è stato osservato avere un'alta correlazione con le capacità di problem solving e la creatività. Inoltre, la speranza ci permette di attivare strategie più efficaci di fronte agli eventi negativi della vita. Dall'altra parte, oltre la speranza, abbiamo l'ottimismo. L'ottimismo che non è la visione alla Pollyanna della realtà, ma è una visione più concreta, un mindset dinamico in gergo tecnico, oppure una modalità che vive la sfida come una possibilità di sperimentarsi, una possibilità di conoscere nuove parti di sé e anche nel fallimento, come già citato, c'è la possibilità di apprendimento. Non vivo quindi il fallimento o la situazione negativa come una definizione della mia persona, quindi non divento un fallito se devo cambiare lavoro, se ho preso un voto negativo ad una prova, se non sto facendo quello che in questo momento vorrei, ma posso vedere cosa posso ottenere in questo momento, cosa posso aggiungere alla mia valigetta. L'ottimismo quindi può essere indicato come la tendenza a credere che si possano raggiungere risultati positivi piuttosto che negativi, nell'ottica proprio della sfida che diventa un momento di apprendimento, imparare per imparare.
Questo tipo quindi di costrutto aumenta anche la possibilità di relazioni sociali, di rapporti migliori, perché mi fornisce una prospettiva agentica rispetto al mio futuro. Sento di potermi muovere nel mio futuro, poterlo modificare e quindi poterne essere un protagonista attivo. Quando la consapevolezza di sé, l'ottimismo e la speranza devono essere allenati, vediamo che si sviluppano 3 modalità di risposta. Le modalità di risposta alle sfide possono essere moltissime e sono state raggruppate in queste 3, ma ci tengo a sottolineare che nessuno di noi reagirà in modo sempre uguale a tutte le situazioni. Questo vale sia per gli ambiti, posso reagire con una modalità produttiva che vedremo a breve in ambito lavorativo e non produttiva nella vita sentimentale, ma anche nello stesso contesto come quello lavorativo potrei reagire a situazioni diverse con modalità diverse. Più sono allenato a riconoscere fino a dove posso arrivare, come ci posso arrivare, più probabilmente metterò in pratica modalità di risposta come quella produttiva. Quindi ricercherò informazioni in modo tale da avere una conoscenza di verso che cosa vado incontro, una maggiore capacità di problem solving, di flessibilità e di un atteggiamento positivo orientato all'imparare. Mentre invece la ricerca di supporto e la modalità di risposta non produttiva sono modalità che non sempre possono essere funzionali, seppur messe in atto in alcuni casi possono portare ad un risultato che in quel momento ci può sembrare positivo. Quindi la ricerca di supporto è una ricerca di aiuto sia strumentale, non so come trovare le informazioni e quindi lo chiedo, una ricerca di aiuto emotivo, stammi vicino perché non so come fare in questo momento, e nei casi più estremi la delega. Questo lo vediamo molto bene con i ragazzi magari che arrivano ai colloqui di orientamento dicendoci io sono sempre stata una persona molto indecisa, non so proprio cosa fare, penso che sceglierò quello che dicono la mamma e il papà. Capite che non sempre è funzionale, in alcuni casi potrà essere una risposta positiva e trovarci in una situazione che è effettivamente la situazione giusta per noi, in alcuni casi potremmo non essere soddisfatti. Per questo è importante anche far notare, riconoscere che abbiamo diverse modalità di risposta. In altri casi abbiamo le modalità della fuga, della percezione di impotenza, della ruminazione, della colpevolizzazione. Prima me ne rendo conto, prima sono cosciente di quali modalità sto mettendo in atto e prima potrò muovermi in modo agentivo anche nel mio futuro, modificando o meno le modalità di risposta. Per finire, vediamo come possiamo allenare quindi tutte queste competenze di risposta verso sia il nostro presente che il nostro futuro. Vi ho provato a suggerire una piccola attività, se tra di noi ci sono degli operatori, possono essere fatte nel corso di tutta la vita, quindi sia con il bambino, il ragazzo, sia con adulti e persone in situazioni di disagio. Quindi creare un diario con le diverse attività di una giornata e con gli interessi della persona, cercare in modo visivo, quindi io ho riportato l'immagine della batteria, ma può essere fatto per esempio con un contachilometri o con un diagramma torta o altre immagini, e chiedere alla persona di indicare ogni giorno quanta energia viene data da quel tipo di attività. Quanto sento che questa attività mi stia dando delle energie? Poco, tanto, lo individuo e lo inserisco nel mio diario visivamente. Una volta fatto, viene analizzato con l'operatore di orientamento e ci si chiede, benissimo, quindi che emozioni ti suscita questo tipo di attività? Il fatto che ti tolga tante energie, ma poi ti lascia un'emozione positiva, un senso di efficacia o meno?
E se mi lascia un senso di inefficacia, temo di dovermi ritrovare in una situazione del genere, quanto pensi sia probabile che realmente accada questa situazione? Quindi alleniamo l'idea di un futuro che davvero è incontrollabile o meno? E poi mi domando, se davvero questa situazione può accadere nuovamente, come posso reagire alla situazione? Quindi con un'ottica ottimistica e di speranza. Come posso reagire a questa situazione? Posso attivare modalità diverse da quelle già attivate? Proprio rispetto alla modalità di reinventarsi, di modificare le proprie modalità, lascio la parola alla dottoressa Puccio che ci parlerà di quando è necessario reinventarsi. Buonasera a tutti, ecco come anticipato io vi parlerò di cambiamento e quindi della capacità di reinventarsi. Adesso noi purtroppo non siamo in presenza, quindi non riusciamo a vedervi, però sono certa che se chiedessi di alzare le mani a tutte le persone che appunto si sono promessi almeno una volta nella vita di cambiare in qualcosa o per qualcosa, probabilmente ci sarebbero tutte quante le mani alzate, qualcuno alzerebbe probabilmente entrambe le mani, io sono fra quelle che alzerebbero entrambe le mani. Difatti la promessa di appunto cambiare, di voltare pagina, è una di quelle promesse che ci facciamo quasi quotidianamente. Prometto che da domani arrivo puntuale al lavoro, prometto che da domani cambio auto, prometto che da domani non reagisco più così a questa situazione. Il punto è che qualsiasi cambiamento che sia voluto, quindi atteso, desiderato o meno, quindi che sia in qualche modo subito, richiede alla persona una sorta di sicuramente dell'impegno, a volte anche del sacrificio, ma comunque un impegno concreto a cambiare la situazione reale e attuale. È per questo che appunto il cambiamento è forse l'atto più estremo dell'orientamento, perché porta la persona a fermarsi, a guardare esattamente dove si trova. È come quando usiamo Google Maps, no? Inseriamo le coordinate del posto in cui ci troviamo adesso, quindi della persona che siamo attualmente, e chiediamo al navigatore, o quotidianamente a noi stessi, dove vogliamo arrivare. E quindi orientarsi significa non solo capire qual è la meta, quindi dove arrivare, ma anche come arrivarci. Come anticipato prima appunto dalla dottoressa Vitantonio, infatti il percorso di orientamento e il percorso a maggior ragione di cambiamento è proprio un cammino, un percorso di crescita che chiede quindi alla persona di reinventarsi. Cambiare abitudini però, cambiare stile di vita non richiede soltanto una buona dose di motivazione, ma anche un'ottima, un'estrema dose di costanza. Di fatto la motivazione è è quel bisogno, è quella necessità che ci fa fare il salto, che quindi ci fa dire no basta, io non sto più bene nella posizione in cui mi trovo, oppure devo necessariamente per forza di cose riadattarmi ad un nuovo contesto e quindi devo fare il salto. Il salto rappresenta, diciamo, il 50% del cammino, quindi sicuramente la motivazione è fondamentale ed importante per cambiare la situazione attuale. Però il resto del cammino è fatto di tanti piccoli passi che appunto dobbiamo svolgere e dobbiamo compiere quotidianamente. È quello che appunto alcuni psicologi chiamano il fattore 1%, quindi davvero quei piccoli passi quotidiani ma costanti che ci permettono di cambiare la situazione attuale. Cosa ci richiede però il cambiamento? Di solito quando noi ci proponiamo di, per esempio, cambiare la nostra posizione lavorativa piuttosto che appunto la macchina, ok? Ci mettiamo in testa una serie di cose da fare, facciamo quella famosa to-do list, quindi prendiamo l'agenda, caselline e iniziamo a scrivere cosa ci serve per attuare questo cambiamento. Quindi, per esempio, se volessi cambiare la mia posizione lavorativa, cosa dovrei fare intanto? Beh, forse aggiornare il curriculum. Dopodiché, per esempio, stampare il curriculum, iniziare a guardare se ci sono delle attività affini a quelli che sono i miei interessi e iniziare a distribuire il mio curriculum. Poi, per esempio, fare dei colloqui, sulla base di questi colloqui scegliere quella che è la realtà, per esempio, più affine ai miei interessi o alle mie possibilità in questo momento. Questa è sicuramente una cosa
utile in termini pratici e applicativi, perché di fatto le liste di cose da fare, come abbiamo sperimentato tutti quanti, ci alleggeriscono tantissimo, soprattutto dal punto di vista del carico della memoria, quindi non dobbiamo più ricordarci noi esattamente tutti i passaggi da fare, ma li affidiamo ad un pezzo di carta, alla nostra agenda, che ci permette di visualizzare anche quello che dobbiamo fare e di focalizzarci su cosa vogliamo avere. Questo è un passo sicuramente necessario, però non sufficiente. Se vogliamo davvero cambiare, la cosa più importante da chiederci è chi vogliamo essere. Prima abbiamo visto appunto che la collega De Favero parlava dei concetti dei 3 sé, quindi di queste 3 identità che ognuno di noi ha. Ecco, noi adesso siamo in un sé attuale, che è quello reale, e per quanto delle volte pensiamo di conoscerci, in realtà non ci conosciamo mai davvero abbastanza e conosciamo ancor meno il nostro sé temuto e il nostro sé sperato. Ecco, però se vogliamo cambiare, sicuramente dobbiamo analizzare il sé sperato, quindi il sé ideale. Quindi non cosa devo fare per ricoprire quella posizione, ma chi devo essere? Cioè, quali sono le capacità che, per esempio, un leader ha rispetto a un componente del gruppo? Capita spesso anche durante appunto, i colloqui clinici che arrivino appunto dei pazienti che dicono io ho fatto tantissimi sacrifici, ho sacrificato anche la vita personale perché aspiravo a questa posizione, perché volevo questa promozione, e poi mi sono reso conto che di fatto richiede un sacco di responsabilità che io non sono in grado di prendermi, oppure che chiede di sacrificare il sabato, che per me è un momento invece importante perché per esempio lo dedico ai miei hobby piuttosto che alla mia famiglia. Ecco, se noi non ci domandiamo chi appunto dobbiamo essere, quindi qual è anche la persona che dobbiamo diventare per raggiungere quegli obiettivi, rischiamo di in qualche modo perdere i pezzi, non considerare davvero tutta quanta la realtà e quindi magari di riuscire ad attuare il cambiamento ma di non essere soddisfatti, perché appunto di fatto non eravamo consapevoli di quanto fosse in realtà importante e in qualche modo anche a volte totalizzante quel cambiamento, per cui pensavamo che per esempio fosse limitato all'ambito lavorativo, ma di fatto ha delle ricadute inevitabili anche sulla vita personale e privata. Abbiamo visto quindi che prima parlavamo di resilienza, il cambiamento sicuramente richiede una dose di resilienza che però deve partire sempre dalla consapevolezza della propria identità. Noi non dobbiamo, quando cambiamo, non dobbiamo assolutamente stravolgerci, ma anzi guardare bene a chi siamo e a cosa vogliamo davvero, eventualmente anche usando appunto lo strumento delle batterie suggerito prima, per capire effettivamente che cosa ci dà la carica, in che cosa noi vogliamo spendere energie. E questo ovviamente prevede anche un'analisi di quelle che sono le nostre capacità. Ognuno di noi nel momento appunto attuale ha certe capacità e nel momento in cui vogliamo appunto cambiare, alcune di queste capacità probabilmente dovranno essere potenziate. Pensiamo appunto ad una persona che aspira alla posizione di manager, probabilmente, faccio un esempio fra tutti, dovrà migliorare le sue capacità linguistiche, per cui il livello di inglese B2 non sarà più sufficiente, dovrà puntare ad un livello C. Quindi ha delle capacità, diciamo, già consolidate, possiamo dire, nella lingua inglese, ma è necessario che queste vengano migliorate. Allo stesso modo, altre capacità devono essere in qualche modo riadattate, quindi si parla di reskilling. Cosa significa? Che magari io posso essere bravissimo a convincere i miei colleghi o i miei clienti di persona, quindi ho un ottimo carisma nel mondo fisico e reale, però questa capacità, per esempio, viene completamente meno nel momento in cui io mi trovo a interagire con persone che stanno dall'altra parte dello schermo. E mai come questa pandemia ci ha dimostrato di fatto quanto in realtà anche il mondo
virtuale in qualche modo sia importante e come questo in realtà si inserisca in maniera anche prepotente nella vita di tutti i giorni. Anche adesso non siamo in presenza, siamo a distanza, e questo richiede da parte di tutti, di noi che conduciamo questo webinar e di voi che appunto lo ascoltate, un cambiamento nelle nostre capacità attuali. I cambiamenti prevedono sempre un piano B, o meglio, dovrebbero prevederlo sempre un piano B, perché quello che facciamo, quello che programmiamo e tutte le liste che appunto pensiamo di stilare, di fatto non possono essere immuni, diciamo, dagli eventi esterni. Non abbiamo il controllo di tutto, semplicemente, quindi dobbiamo accettare che certe cose semplicemente possano prendere una piega diversa. Qualcuno la chiama sfortuna, qualcuno karma. Di fatto più siamo preparati a fronteggiare anche gli imprevisti e più saremo in grado di prevedere e di appunto programmare al meglio questo piano B. Anche diciamo gli imprevisti, ne ha parlato approfonditamente prima anche la collega Vitantonio. Se ci poniamo su un'ottica diversa, se in qualche modo li prevediamo, non sono più degli insuccessi personali. Cambiare lavoro, cambiare scuola non è necessariamente un insuccesso, ma anzi può e dovrebbe essere un errore strumentale, che è appunto quello di cui parlavamo prima. E a questo proposito diciamo che non si può non fare riferimento, anche per concludere un po' questo webinar tutto al femminile, a quello che è stato sicuramente un ottimo esempio di cambiamento e di resilienza, soprattutto in un periodo di pandemia. Non so quanti di voi in realtà la conoscano. Lei è appunto Norma Cerletti ed è stata definita l'insegnante di inglese più famosa d'Italia. Di fatto ha 29 anni e quando è scoppiata la pandemia, in questo caso un cambiamento che nessuno di noi si aspettava e nessuno di voi probabilmente avrebbe desiderato, già stava affrontando una serie di insuccessi personali e lavorativi, ma appunto in occasione della pandemia ha perso anche il lavoro di insegnante e quindi ha avuto, diciamo, la capacità, la motivazione, la costanza, di cui abbiamo parlato prima, di reinventarsi. Cosa ha fatto sostanzialmente? Si è rilanciata sul web e quindi ha creato dei mini corsi appunto giornalieri di inglese che l'hanno portata in pochissimo tempo a mantenere, diciamo, e ad avere una sua stabilità, non solo economica, perché stiamo parlando veramente di fatturati di milioni di euro in un anno, ma anche una stabilità personale. Per fare questo cambiamento, se avete l'occasione, vi consiglio anche di guardare qualche sua intervista, perché appunto è una ragazza di 29 anni, molto giovane e molto energica, come potete intuire già dalla foto. E la cosa più bella è vedere come appunto lei di fatto per attuare questo cambiamento si sia dovuta fermare, guardare dentro, pensare al suo sé autentico e difatti quando lei, diciamo, conduce le sue live o quando registra questi brevi video mette da parte quello che è il mondo degli lustrini del web per concentrarsi unicamente su quello che a lei piace, su quello che lei è, quindi sul suo insegnamento, sulla sua professione che è poi anche ovviamente la sua passione. Questi esempi so che di solito si presentano sempre sui webinar, però di fatto devono servirci non solo appunto come fari, ok? Per dire ok, c'è qualcuno che ce la fa, ma anche per confrontarci con gli altri. Cioè il fatto che ci sia qualcuno che poi ce la fa ci deve spingere appunto ad interrogarci su noi stessi. Cioè, che cosa ha fatto lei che io non ho ancora fatto e che posso fare? Quali sono stati invece i miei passi di successo che posso condividere con gli altri? Appunto, condividere le esperienze, condividere il cambiamento, anche l'intenzione di cambiare, è sicuramente fondamentale per spronarci appunto a compiere quel passetto e quell'1%.
Con questa slide, diciamo, vorremmo concludere questo webinar, appunto c'è lo specchio che è lo stesso elemento che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione, con l'invito appunto a guardarvi dentro. E anche appunto l'augurio che poi in parte è racchiuso in questa frase conclusiva. La grande svolta nella tua vita arriva quando ti rendi conto che puoi imparare qualsiasi cosa tu abbia bisogno di apprendere per realizzare qualsiasi obiettivo che hai stabilito per te stesso. Questo significa che non ci sono limiti a ciò che puoi essere, avere o fare. E con questo diciamo che intanto ringraziamo sicuramente ENAIP e Job Orienta per l'opportunità e per averci voluto coinvolgere in questo webinar, e ovviamente restiamo più che disponibili ad eventuali domande. Lasciamo lo spazio. Non chiuderei.